Centro anch'io, centro anch'io. Amici ben ritrovati, oggi siamo ritornati a Porta Trento, piazzale Cesare Battisti. Beh, insomma, la riconoscete, no? Qui sorgeva un tempo la porta nord della città di Brescia, conosciuta come Porta delle Pile prima e come Porta Trento poi. La porta era composta da torri e da un ponte che attraversava il fiume Garza, ancora visibile oggi all'interno della stazione della metropolitana. Nel 1516 i veneziani riuscirono a riprendere la città dopo la terribile dominazione dei francesi, durata 7 anni, che aveva devastato e saccheggiato Brescia. Per scongiurare un nuovo assedio, la Serenissima decide di ordinare la distruzione di ogni edificio esterno alle mura cittadine per circa 1 miglio. Così borghi e botteghe, chiese e monasteri furono demoliti. È la famosa spianata del 1516. A seguire i veneziani iniziarono la costruzione di una nuova e più massiccia cinta muraria che fu completata nel 1610. A ovest della piazza c'è il dazio doganale di fine Ottocento in stile neo-medioevale, opera di Giuseppe Morelli, e che serviva per il pagamento dei tributi per le merci che entravano ed uscivano dalla porta cittadina. Oggi andiamo alla scoperta di questo detto popolare, magari non troppo conosciuto, Ndaso dal liber. Daso vuol dire scendere. Scendere dal libro vuol dire uscire dalle attenzioni di qualcuno. Ma tu che fai di professione? Boh, mi diletto a scrivere. Culturato, sai? Speriamo. Allora, non conosco questo detto dialettale, però penso sia andare giù dagli occhi a qualcuno oppure non stare simpatico a qualcuno. Non so. Signora Barbara Promossa, se non ci fosse mia moglie a distanza che mi guarda, le darei pure un bacio. Grazie. E fin qui le risposte che abbiamo raccolto in centro. Andiamo a sentire i nostri amici a qui, cioè qui, là, insomma qui, centro del colore, no ma là. Qui, centro del colore, via della Volta 87, ragazzi, negozio bellissimo. Andiamo a interrogare i dipendenti, va? Vediamo un po'. Allora, Ndaso dal liber, che significa secondo te Ndaso dal liber? Mai sentita? Sei giovane, quindi. Sono giovane, grazie. Giovane magro. No, sinceramente non lo so. Naso dal Liber è una cosa nuova per me. Naso dal Liber non lo so. Naso dal liber. Ragazzi, ma ha studiato sti qua. Andaso dal liber. La traduzione? Sì, è andare giù dal libro, però non mai sentito. Allora, tu sei giovane, quanti anni hai, Andrea? 27. Un bambino, ma che gliela chiedo a fare io sta cosa? Ndaso dal liber. Mai sentita sta cosa, Andrea? Ma secondo me andare giù dal libro o andare giù dal liber significherà essere cancellati o tolti o strappare una pagina. Noi lo utilizziamo a volte, è un po' un termine un po' sorpassato, però significa, van giù del liber significa mi sei un po' antipatico, ecco. Non io, No, è la definizione che conosco io, ecco. Andrea ci suggerisce di stare qui, cioè qui, a qui centro del colore. Tra l'altro vedo anche un ambiente accogliente, ma non dirmi che a un certo punto salta fuori pure uno che ti fa i massaggi qua. Beh, sarebbe esagerato. Diciamo che qua è una saletta dove si può aspettare e per smorzare quel tempo di attesa. È una saletta di attesa, diciamo. Dai. Andrea è professionista, poi è simpaticissimo, qua c'è la macchinetta del caffè, gli snack, i tavolini col giornali, quotidiani, insomma ambiente comodo, rilassante, familiare, vero Andrea? È a disposizione dei clienti. Igor è simpaticissimo, dove siamo Igor qui? Dove porta... L'area dedicata ai clienti, dove si può vedere tutti i colori che noi abbiamo in casa e produciamo. In più facciamo un servizio che è il tintometro, col tintometro che leggiamo le tinte con lo spettrofotometro. Ndaso dal liber, essere cancellati dal libro, letteralmente, e quindi insomma non avere più considerazione per una persona, cioè diventare talmente antipatici ed odiosi da essere cancellati, da essere dimenticati da quella persona. Grazie amici per essere stati in nostra compagnia, prestissimo alla prossima puntata, ciao! Centro anch'io.